Per cortesia, in zona premiazioni, Alex Righetto, Filippo Bugna, Lorenzo Gori, Safra Juval, Luca Speranzon e Lorenzo Soncina. E intanto siamo partiti con la seconda serie, già ricca di protagonisti. Si mette in luce Michele Cosentino dalla quarta corsia. Al passaggio delle prime due vasche, Michele Cosentino 26-47, nato come farfallista, pluricampione italiano dei 200 farfalla. Michele Cosentino, già indossato in diverse occasioni i colori della nazionale italiana, ha partecipato agli europei del 2008, ha nuotato anche nella 4x200 stile libero azzurra alle Universiadi del 2007, che gli hanno regalato una bellissima medaglia di bronzo. Intanto Cosentino 54-17 davanti a Bolsonello 55-26 e poi Peric 55-31. Nicola Bolsonello, atleta della nazionale italiana di fondo, ha partecipato ai campionati europei nell'estate del 2010, è stato sesto nelle gare nel lago di Balaton. Atleta che ben si cimenta anche nelle distanze più lunghe dello stile libero in vasca. Ancora Michele Cosentino avanti, 1:22.04, poi David Peric. David Peric è stato anche campione italiano di categoria di questa specialità. In acqua in 5 Righetto, argento ai giovanili, in 3 Tommaso Vio, campione italiano di categoria dei 4 e dei 1500, dunque un parco partenti di tutto rispetto con Michele Cosentino che si impone 1:49.98 per dare un bel avvertimento alla prossima gara, alla prossima serie.